Ladies and gentlemen, signore e signori, in diretta da Mob Palermo, Io Compro Siciliano presenta Sicily on Air, il music show dei siciliani. L'ultima puntata, l'applauso alla regia, ma anche in studio, fate l'applauso, è l'ultima puntata. Grazie mille naturalmente a tutti quelli che ci hanno seguito, a tutti quelli che visualizzano la puntata. L'ultima, per esempio, siamo già oltre le 17.000 visualizzazioni, devo dire un grande successo. Insomma, comunque ci seguite ormai dall'inizio. Abbiamo cominciato a marzo, eravamo in zona rossa, adesso invece andiamo verso la zona bianca, ce l'auguriamo perché insomma la ripartenza parte anche da qui. Ringrazio i nostri partner, soprattutto Grassocchiali, sono gli occhiali meravigliosi, la puoi già subito, ecco, grazie mille regia, e naturalmente anche Campus, sono i nostri partner che ci hanno accompagnato, alcuni di questi che ci hanno accompagnato dalla seconda parte della stagione in poi. Salutiamo chi ci segue su Io Compro Siciliano, la pagina, sui vari social del gruppo e su tutte le televisioni che in questa edizione ci hanno supportato. Quindi volevo ringraziare poi gli editori di queste televisioni, Studio 98 per esempio ad Agrigento, una bellissima realtà, oppure Teleoccidente, o Teleionica dove andiamo in onda, TVM, canale 18, insomma, ci sono tante realtà regionali che ci hanno supportato in questa prima edizione. Io sono un po' emozionato perché poi quando finisce un ciclo con 14 puntate l'emozione c'è sempre. Allora stasera sono supportato da alcuni colleghi che vedrete tra poco, che chiamerò qui sul palco, e poi da una special guest, un'altra ospite che sono contento di avere per concludere questa serata meravigliosa. Ringrazio, magari alla fine ci collegheremo anche con Giorgianni, che è uno dei due soci, Morici è qua presente come ogni puntata, cioè i due patron di Io Compro Siciliano, e poi tutta la regia del Mob e i nostri cameraman e la nostra regia, perché sono loro che hanno potuto, hanno permesso la realizzazione di tutto questo, quindi grazie Peppe, grazie Angela, grazie a tutti, Saro, Marco, l'applauso che sentite. Vittorio dov'è? È scomparso? Ah, Vittorio non c'è, proprio, io facevo finta che c'era Vittorio, però gli applausi ci sono. Il maestro Biondo c'è per l'ultima puntata? Fatemi vedere dietro le quinte. Biondo, senza di te, insomma, non sarebbe stata la stessa cosa. Quindi il maestro Biondo è con noi, può entrare sul palcoscenico. Jingle, vai. Biondo. Grazie mille, si accomodi. Vuole fare un'ultima rassettata perché oggi ho fatto ho visto che Davide, pulizie e compagnia bella, si accomodi naturalmente al piano. Senti, un bilancio delle 14 puntate, anche lei molto elegante stasera da galà. Mi avete costretto. No, non ti ho costretto. Volevo venire in costume visto che c'è un caldo infernale, però che esperienza è stata per lei, che tra l'altro già aveva calcato le scene con i 6 ottavi, ovvero X Factor, prima edizione, ritornare in TV. 14... Devo fare la risposta seria o la risposta... risposta seria, fammi la risposta seria. La parte. Sei divertito? No, assolutamente, a parte gli scherzi, è stata un'esperienza che porterò nel cuore. Spero una seconda edizione, chiamatemi, vi prego, non mi lasciate a casa perché mi annoio. Vedremo, quindi... Vuoi salutare qualcuno? Tua moglie? Ecco, volevo ringraziare mia moglie che ti ha dato la possibilità di essere qua. Esatto, mi ha consentito di Elisa essere Smeriglio, tra l'altro, è una grande artista. Motivo. La salutiamo. Allora, è pronto per fare l'accompagnamento? Volentieri, certo. E allora cominci a riscaldare i motori, vediamo dietro le quinte del primo ospite che sale sul palcoscenico. È lei, una delle regine di Io Compro Siciliano, una dei volti noti della televisione regionale, è già pronta Eliana Chiavetta! Amico, stammi vicino, dalla notte in cui non voglio morire. Signore e signori, allora, eccola qua, da mezzogiorno passa al serale, tra l'altro poi è stata mia ospite in alcuni momenti, credo la prima puntata di Sicily on Air, se non sbaglio. Non solo? No, poi questa è la mia terza, non c'è due senza tre e abbiamo finito. È vero, perché sei stata anche qui con il compleanno di Io Compro Siciliano. È vero. E poi l'esperienza di Io Compro Siciliano Live, che continuerà a fine giugno, fino a fine giugno, con l'alternanza insieme a Cristina Ruffino da Catania. Eh sì, ci alterniamo, facciamo un giorno l'uno per non fare disparità, per coprire tutta la Sicilia e per continuare a raccontare tantissime eccellenze del Made in Sicily, che siano le aziende, gli artisti, insomma c'è tantissimo ancora da raccontarvi. Ovviamente anche lì una pausa estiva tocca, in attesa di una seconda stagione anche di Io Compro Siciliano Live. Anche di vederci in giro, perché ci saranno anche delle possibilità di vedere Io Compro Siciliano Live. Dire? Si può dire?
Già? Sì, si può dire. Insieme a Eliana, insieme ad altri personaggi, saremo in giro per la Sicilia con delle tappe che stiamo definendo, magari poi i patron alla fine diranno qualcosa di ufficiale. Però grazie per essere qua, Eliana Chiavetta, si accomodi. Applauso. E allora, che abbiamo? Uno dei speaker siciliani più conosciuti in forza a una delle radio più forti della regione, sto parlando di Radio Time, lui è il Doc Time, lui è Domenico Cannizzaro, amico, stammi vicino! Eccoci! Benvenuto Doc, vieni qua. Con grande piacere che Doc è qua con me dal pomeriggio, adesso parlo insomma come fascia oraria perché dal pomeriggio, dal Doc Time di Radio Time Visual Radio alla sera, insomma grazie per essere qua intanto Doc. Sono venuto direttamente dalla radio. Quindi... È vero, insomma parleremo della realtà di Time che è una bellissima realtà e insieme commenteremo con tutti gli altri stasera un ospite che tu poi hai anche battezzato, devo dire, perché la segui da molto tempo. La seguo da sempre, con grande piacere, è un onore intanto essere qua, quindi grazie per l'invito, e poi è un onore ospitare ancora una volta una star da parte vostra ed essere presente io, sono molto contento. Domenico Cannizzaro, grazie Doc! Grazie a voi! Stammi vicino! Da via Galileo Galilei, perché voi dovete sapere, poi per tutti gli amici che ci seguono da casa, che a Palermo le sedi delle radio più importanti sono in alcune zone della città. Radio Time ha sede storicamente in via Galileo Galilei, anche se ha cambiato poi nel corso del tempo, però sempre là. Ci spostiamo in via Lincoln, dove c'è una sede molto importante di un'altra emittente, nonché del Giornale di Sicilia. La radio di riferimento è RGS, Radio Giornale di Sicilia. È già pronta l'intervistatrice, perché intervista pure tanto, Marina Mistretta! Amica, stammi vicino! Wow! Hai mai ballato? Ti piace ballare? Ma si può ballare già? Qua si può fare... No, vabbè, qua si può ballare. Ma noi siamo tutti tamponati, Noi siamo tutti tamponati. Tamponatissimi, assolutamente. Anche lei reduce dal pomeriggio, qua c'è un conflitto di interesse, perché anche tu vai non del pomeriggio? Sì, dalle 14 alle 18, 4 ore toste. 4 ore su RGS Radio Giornale di Sicilia con tante interviste, ci parlerai anche del speciale weekend che fai egregiamente, devo dire. Io però ti devo dire grazie mille per essere qui, perché questa è una piattaforma pazzesca che secondo me crescerà ancora. Grazie. Insomma. E il Made in Sicily è anche questo, sono gli artisti, tra virgolette, siciliani. Tu l'hai intervistata a lei? L'hai intervistata a lei, sì? Sì, decisamente, che voce. Che voce. Crollata la radio, fatta anche cantare in diretta. Stasera, insieme agli altri, anche a Marina, avremo modo di poterci insomma confrontare con questa artista, ma intanto grazie per essere qua, Marina Mistretta! Grazie. Allora, il problema qual è stato? Che se non avevo lui, non avevo Daria Biancardi, cioè, capisci? Cioè, se io non invitavo il suo direttore musicale, nonché direttore del tour in Arte d'Aria, nonché direttore musicale di e lui pensa, lui riflette, chissà se sono io e sia lui Osvaldo Loiacono! Eccolo qua! Maestro. Buonasera a tutti. Grazie. Il direttore, lei ha curato dei tour, lei ha collaborato con artisti molto importanti del calibro. Lui. Lei, ne sto parlando di lei, Amy Stewart, Concato, insomma tanti nomi importanti, anche l'artista che stasera è protagonista, ovvero Daria Biancardi. Assolutamente. Quindi lei grazie per grazie voluto. a te, perché ti abbiamo tolto anche dalla quotidianità, che puoi insegnare ai ragazzi l'arte della musica, è vero? Cerchiamo di trasfondere il nostro entusiasmo e la nostra voglia di fare musica. Possiamo dirlo perché abbiamo presentato una scheda di palermitani da Agrigento con furore. Alla grande. Osvaldo Loiacono! Bene, è arrivato il momento di presentarla. Abbiamo voluto riservare alla fine, ma anche per esigenze proprio insomma musicali, colei che è protagonista di questa serata, una delle voci più importanti siciliane ma italiane, ha vinto dei programmi, eccola là, con degli occhialioni fashion, degli occhialoni veramente. La presento subito, signore e signori, Daria Biancardi! Amica, stammi vicino! Siamo tamponati.
siamo vaccinati. Abbiamo sto Green Pass che ormai ce l'abbiamo scritto. Eccolo qua, è arrivata sul grazie intanto per essere qua. Grazie a voi. No, è bellissimo, sono ti abbiamo di nuovo riportato sul palcoscenico, so quanto ti manca il palco, eh? Sì, mi manca, e come manca credo a tutti i miei amici, colleghi. È il posto in cui noi nasciamo, cresciamo e vogliamo stare. È vero, è vero. Quindi questo ci appartiene. 3 performance stasera che ci regalerai, Sì. so che avete provato il pomeriggio. Sì. Sì. Ho visto alcune prove, quindi Sì, e poi sì. soprattutto pronta perché ci sono dei colleghi che sono agguerritissimi, ti faranno delle domande. Ma io sono... Cannizzaro, Mistretta, Sì. Chiavetta, insomma, Ma assolutamente, ma il guru. sono emozionata perché voglio dire, non mai mi sarei aspettata... Tutti in un solo, Sì, un plotone. esatto, un plotone di esecuzione nei miei confronti, sono veramente onorata. Signore e signori, Daria Biancardi, grazie mille. E allora si calmi, sa che uno che mi ha portato molta fortuna è Sandro Vergato. Prima c'è stato il primo collegamento della prima puntata, è stato con lui, e poi è stato con lui, è stato con colui che poi era ex Presidente del Consiglio, adesso non è più Presidente del Consiglio, ma è diventato il Presidente del Movimento... Quello lì, quindi ci colleghiamo con Peppi Conte. Buongiorno, anzi buonasera, ciao Peppi, benvenuto. Buonasera. Vediamo se la sentiamo meglio, come sta? Ma io sto molto bene, ti devo fare i complimenti per questa trasmissione perché è stata veramente una poderosa potenza di fuoco. Ringrazio. Bravo. Ma lei si è riunito col Comitato Tecnico Scientifico prima di dire una cosa del genere? Ma guarda che tu c'hai un comitato tecnico artistico straordinario, sembra la formazione dell'Italia, Mistretta, Cannizzaro, Chiavetta, Toiagono, Biancardi, ma che volete di più? È vero, è una formazione, tra l'altro l'Italia questo weekend domani gioca, in bocca al lupo all'Italia per gli europei contro la Turchia all'Olimpico. Allora intanto le faccio in bocca al lupo perché so che in queste settimane è stato molto impegnato, nasce il suo nuovo movimento che si chiama... Movimento condominiale naturalmente, ovviamente. Perché io vorrei ricordare solo il Presidente del Consiglio Condominio Vergata, cioè a scanso dei primi. Certo, assolutamente sì. Cosa sta preparando? Ma io intanto mi sono tolto da questa presidenza del condominio e ora sto organizzando il movimento. Non ne potevo più perché i condomini si erano messi in smart working, uno se la fa. Sai che c'è la sartoria quella lì che l'ha chiamata grandissimi fili di bottoni. Quell'altro ha fatto il negozio di vino, il signor Corona, ha fatto Corona Vinus. Sì, allora smetta adesso. Senta, scusi Peppi, abbiamo tanti ospiti, vuole interagire con loro? So che aveva qualche cosa da dire a chi, per esempio, della formazione che lei ha citato prima. Allora, posso fare complimenti alla Chiavetta che è straordinariamente bella, lo Iacono che è bravissimo, è uno dei manager più importanti d'Italia, Cannizzaro, Radio Time, non ha bisogno di presentazioni perché è una delle radio più importanti della Sicilia, e naturalmente la Mistretta che, voglio dire, su RGS è detta legge, per cui, voglio dire, però io la domanda la vorrei fare a Daria, perché Daria... Io sono andato a trovarla allo zoo. Non nel senso che lei... No, attenzione, non nel senso... Sto ascoltando il religioso silenzio per capire... Allo zoo, sì. Perché? Non lo sento più. Si è frizzato? Si è frizzato? È autocensurato, è stato diciamo, esatto, si è censurato. frizzato? E allora che fa? In questi casi che faccio? Butto giù? Buttiamo giù? Buttiamo giù? E che fa? Richiamiamo, vediamo che siamo in suspense, vogliamo sapere questa storia. Ma volevo capire il suo zoo che c'entrava. Sappiate che io non sono andata mai. Vediamo se ci possiamo ricollegare velocemente con il nostro Peppi Conte. C'è? Allora intanto colleghiamoci con Social Corner.
Antonia, come stai? Come stai? Vincenzo, tutto bene? Ciao cara. Ciao. E allora, come possono fare, insomma, a scriverci i nostri amici per commentare il tutto? Allora, possono seguire la diretta attraverso i profili social di Io Compro Siciliano, mi raccomando scritto tutto attaccato, quindi su Facebook, Instagram e YouTube. Hai fatto la permanente? No, ho dormito con le perché trecce. ti vedo voluminosa stasera, complimenti, complimenti. Vedo dietro di te la regia, perché è bellissima questa cosa, vedo che fa segnali ok, perché dietro di te c'è la regia, che naturalmente è la nostra regia, dice ok, è tornato Peppi con te, ci sei? Senti Pippi, Sì, scusi, Daria Biancardi ha lasciato così in 13, che cosa? No, dico, io sono andato a trovare allo zoo. Allo zoo? Sì, al centro zoo di Catania. Ma veramente? Nel 2018. Ma sta cosa è vera? O sta raccontando... Assolutamente sì, è verissima, è verissima. C'è questo centro bellissimo a Catania, Sì. dove vabbè, si fanno gli spettacoli e un sacco di artisti sono andati lì, ma io un sacco di anni fa proprio Nel 2017. facevo il concerto là. Esattamente, sì. E veramente Daria ha spaccato le mura, perché c'ha una voce pazzesca, mondiale. Sei l'orgoglio della Sicilia. Grazie. Grazie. Hai fatto i complimenti, non è da te, insomma, fare No, questi diciamo che complimenti. quando hai cominciato con lo zoo ero un attimino perplessa, poi però insomma... Peppi, allora, Pippi, scusi. Volevo terrorizzare a Vincenzo. No, un attimo mi sono terrorizzato, però insomma ti ringrazio. Vincenzo, ti posso dire una cosa? Sì, dimmi. Ti vedo perché hai le stesse caratteristiche al posto di Rocco Casalino. Quali stesse caratteristiche? Nel senso che sei un io ottimo Casalino, giornalista. onesta cosa, cioè, scusa, dov'è sta somiglianza a un Casalino? No, nel senso professionale. Sei un ottimo giornalista. Ma io, a parte, insomma, difendiamo la categoria dei giornalisti, io sono, insomma, uno che si occupa di comunicazione, i giornalisti quelli che stanno... Ecco, e lui infatti Comunica, sì, ma tra l'altro è stato il tuo fedelissimo, non so se lo avrai ancora Casalino. Ti sta dietro alla grande, devo dire. Diciamo che ho cambiato Rocco, sono passato da Rocco Casalino a un altro Rocco molto famoso. Grazie mille a Pippi con te, ma grazie Sandro, ti voglio bene, ci vediamo presto, ciao grande, ciao grande. Allora, Ti adoro. Marina Mistretta, la radio non si è mai fermata in pandemia? No, Non mai, assolutamente. Siamo sempre stati presenti davvero in tutto, in tutti gli aspetti, con l'informazione, la musica, i E le grandi successi. interviste? E le interviste, sì, non ci siamo fermati neanche in pandemia. Beh, ormai sicuramente sdoganati i collegamenti, quindi le interviste. Senti, mi sono permesso di entrare un po' Mi hai curiosato. Ho curiosato, per esempio, Sentiamo, pensate un sentiamo po', un po'. Marina Mistretta, a chi ha incontrato proprio fisicamente. Si può, cari amici? E allora vediamo un po'. Proprio hai fatto. Tra hai gli curiosato, incontri che hai fatto, ho capito. tra gli due ne hai incontrati. Ciao ragazzi, sono Lorenzo. Ciao, sono Gianni Morandi. Ciao, sono Raff. Ciao, sono Renzo Arco. Ciao, sono Irene Grandi. Ciao, sono Checco dei Modali. Ciao ragazzi, sono Tiziano Ferro. Ciao, siamo Subsonica su RGS. Speciale weekend. Ecco, dove siamo? Così. Grandi successi su Radio Antenna dello Stretto, con Marina Mistretta, ma non lo dico neanche, con due artisti. Ma voi siete di più, voi siete due artisti. Siamo due passi. Siamo di più. Due grandi persone. Voi siete due anime fantastiche, secondo me, lo posso Grazie, anche dire. grazie. Laura Pausini e Biagio Antonacci, ben arrivati. Grazie mille, siamo Grazie. felici di essere davanti a questi microfoni che ci uniscono a tutta la Sicilia. Ti ho voluto fare, ritorniamo in studio, naturalmente ti ho voluto fare un omaggio perché tra gli artisti, insomma, hai incontrato anche loro. Assolutamente un bel ricordo, tra l'altro quest'anno lo ricordiamo per Laura Pausini, un anno particolare professionalmente, no? Ha vinto il Golden Globe con Io sì, è candidata anche nominata agli Oscar, quindi un bel ricordo, grazie, ti Ti ringrazio. è piaciuto? assolutamente, Ti è piaciuto sì, ogni esatto. pomeriggio e soprattutto i speciali weekend che continuano? Sì, continuano anche questo fine settimana, ci sarà, posso dirlo? Chi Certo c'è? che puoi dirlo, qua tutti Faccio- possono dire, qua faccio siamo tutta una famiglia. È sempre comunque una realtà made in Sicily, lui è un artista internazionale, si chiama Dotan, arriva, è un cantautore olandese, insomma tanti successi al numero uno, praticamente ai primi posti delle piattaforme e delle classifiche. Cosa Sarà vuoi nostro dire ospite. pubblicamente a un tuo competitor dal punto di vista di beh. fascia oraria, perché insomma bene o male entri in conflitto con Domenico Cannizzara. A me piace creare un po'
un po' dursiana questa fase, però mi piace capire qua si fa un po' a sfida. Cannizzaro gioca sport. Sì, mi piace. Voglio creare un po' di spettacolo. Dovete sapere che i due vanno quasi in contemporanea ormai nell'orario della fascia estiva. Il Dog Time parte alle 17, Marina va in onda fino alle 18. Quindi per un'oretta. Però insomma possiamo dire che c'è grande rispetto tra di voi, oppure siete litigate a morte? Ma assolutamente no. No, assolutamente no. Diamoci un pugno di pace. Allora, tra l'altro noi siamo entrati anche negli studi della Visual Radio Time, che è canale 91 591 HD. Ma voi vi intrufolate senza presentarvi prima. Tra l'altro una delle band che a me piace, con un singolo estivo che è Cabriolet Panorama, è stata anche sentita da Domenico Cannizzaro, che li ha avuti ospite. Vediamo sta clip, per favore. Super strapieni, le spiagge piene, insomma, veramente molto bello. Ma adesso andiamo, come dire, da un grande ad un altro grande. Da giovanotti a un giovanotto, devo dire che sta facendo grandi cose, torna ai nostri microfoni, siamo felici per questo, ed è con noi Stash dei The Colors. Ciao amici di Radio Time, mi state paragonando a giovanotti, madonna mia. Come stai Stash? Tutto bene? Sto molto bene, sto vivendo un momento bellissimo della mia vita. Ecco qua, questa è naturalmente una parte così per omaggiarti e per tutte le interviste che tu fai quotidianamente, perché il Dog Time esiste da? Allora, il Dog Time esiste da 25 anni circa, no, di più, dunque ha iniziato a scalarsi gli anni, quindi vuol dire che c'è da tanto. Faccio i conti, perché in realtà questo è il mio 36esimo anno di radio. Bene, auguri. E quindi sono più di 30. Bravo! Però è un gioco anche a, come dire, un autogol, perché adesso cominciamo a fare i conti anagrafici. Dovete sapere che gli ospiti, dico, lascio stare il sottoscritto che in questo momento è bipartisan, però i due che vedete accanto a me, quando gli ospiti, si parla di ospiti musicali, sono passati da Marina, sono passati da Doc, cioè quando passano a Palermo, bene o male, insomma, sono i due punti di riferimento. Stasera sono contento perché mi sento quasi il giudice in questo caso e sono contento. Poi non c'è nessuna sfida, io ho soltanto assolutamente da imparare. Ecco, no, ma 36 anni. Ma potrei dire la stessa cosa, ma il bello della radio credo che sia, al di là della competizione naturale, ma credo che sia assolutamente proprio la collaborazione più assoluta, la stima incondizionata e reciproca che regna, credo, in maniera assolutamente palese. Che pensate della chiavetta? Siate sinceri. Cose bruttissime. Cosa pensate della chiavetta? Ditemelo, perché sto passando da questo versante, la nostra chiavetta, la mia Eliana Chiavetta. No, ma posso dirti una cosa? Io mi ricordo della chiavetta allo zoo, per esempio, ma non voglio dirlo. Pure tu eri allo zoo. Ma in realtà in competizione di fascia oraria ci siamo io e te ogni mattina. È vero, la mattina, perché adesso abbiamo menzionato tutti, io sono in diretta ogni mattina su Prima Radio, questa è una realtà comunque radiofonica molto importante. Tu sei su Radio In, tra l'altro abbiamo avuto anche Sara, abbiamo avuto Monia la scorsa settimana. È bella questa unione tra le radio. Domenica io ne faccio un baluardo, a me l'unione tra le radio. Ma guarda, sfondi una porta aperta, credo che sia, oltre che opportuna, sia anche una cosa bella. E quindi io non ho mai vissuto la competizione aspra della radio, o il conflitto, le sovrapposizioni di orario. Credo che tra l'altro nessuna delle realtà che tu hai citato, Ruby, degli spettatori o ascoltatori all'altro, perché ognuno di noi fa delle cose più o meno diverse, hanno dei target diversi, quindi penso che non possa convivere perfettamente. Siamo anche uniti da questa passione. Tu eri talmente unita, mi sto spostando regia, che arrivo a questo perché sto volutamente dedicando una parte alla radio che è la mia vita, è la vita di Marina, di Domenico, di Eliana, cioè per noi quando si dice cosa fai nella vita, faccio la radio, non è perché la mattina ci svegliamo e la vogliamo fare tanto per un passatempo, perché ci impegniamo tanto, perché per la nostra vita è stata fondamentale. In questa terra è ancora più difficile. Questa terra è ancora più difficile, però le persone che ho intervistato in questo momento sono quelli che ci hanno creduto sempre tanto e quindi siamo degni rappresentanti, devo dire, ognuno nel suo segmento, di questo mezzo che è il mezzo della radio, che io adoro. Viva la radio! Viva la radio! La radio che voi avete fatto insieme. Per un periodo sì, siamo state... Perché hai fatto la radio? Lei che è abituata ad essere ovviamente ospite, lo è stata ovviamente di tutti i colleghi,
È passata per un periodo dall'altro lato? Sì, perché c'è stata sempre questo mio grandissimo desiderio, insomma, di giocare un po', se vogliamo, anche a fare la radio. Perché come tutti noi sono cresciuta anche ascoltando i DJ, ascoltando i programmi radio DJ e tutto il resto, no? E quindi chiaramente poi bazzicando le radio con i miei amici, così, però mi piacerebbe un sacco fare un programma radio, eccetera. Allora ho cominciato un attimino a giocare con Eliana, siamo molto amiche, per cui mi ha detto: ma sai, io ho questo programma, perché non vieni, lo facciamo il lunedì mattina, così. E quindi per me è cominciata questa esperienza durata circa un mesetto, in cui mi sono divertita un sacco, soprattutto perché ero con lei, e poi parlavamo di tutto. No, allora sgarravo sempre i tempi, niente, troppo, no, non sono intro non li prendevo? No, non li prendevo perché sono prolissa, perché non ho per niente le domande a ridosso di pubblicità. Niente, la sintesi non ho idea di che cosa sia, per cui niente, parlavo così a raffica e quindi mi perdevo, e allora le dicevo, e c'era la regia con tutte queste facce fantastiche. Ma mi ricordo anche che la stessa cosa mi è successa quando feci The Voice. Sai che là ci sono le classiche cose, anche le web station, tipo i social station, queste cose di qua. E quindi mi dicevano: allora Daria, che ne pensi? Poi io cominciai all'inizio un pochettino timida, poi alla fine cominciavo diciamo, a prendere la mano con la parola, eccetera, e avevo sempre queste facce da parte e basta, non se ne può più. Senti, sto spostandomi regia, vi faccio fare cose complicate, il dettaglio degli stivali, gli stivali sono fantastici. Ma poi le amicizie si riconoscono dalle scarpe uguali, These boots are made for walking. Tu già cominci così. Allora facciamo una cosa, tu sei pronto, sei carico, mandiamo lo spot e poi apriamo anche musicalmente con la prima esibizione di Osvaldo Lojacono e Daria Biancardi, da non perdere. Piccolo promo, torniamo tra poco. In white satin, never reaching the end. Letters are written, never meaning to send. Beauty I always missed with his eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you. I love you. Gazing at people, some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be,
certain, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty that always missed where these eyes before. Just what the truth is, I can't say it anymore. And I love you. Yes, I love you. Fantastica. Beh, cosa dire? Intanto non me l'aspettavo, ho visto le prove, ti sei emozionata? Sì. Come mai ti sei emozionata? Cioè nel senso perché da tanto che non canti? Beh, sì, in parte perché il brano mi piace tantissimo e poi perché veramente star qui sul palco insieme a voi Gente è tutto che ti bello. vuole Poi bene. sì, è questo, e si sente, lo sento e quindi spero che si senta anche a casa. Bene, grazie, potete ritornare naturalmente ai vostri posti. Beh, non è un caso, naturalmente, stasera aver chiamato Emanuele, grazie per il lavoro che hai fatto in tutte queste 14 puntate, i fonici, gli attrezzisti, gli assistenti palco, sono tutti quelli che stanno ritornando a poco a lavorare con i live che ripartono, senza di voi non si può fare nulla, quindi ti do mi segui? Mi segui? Do una mano, supporto ai nostri tecnici, a cui va sempre un grande applauso. Questo teniamolo, perché poi, occhio che ho preso, sembra Forrest Gump, mettilo lì, e allora, tra l'altro poi non è un caso che ho invitato queste persone che ti hanno seguito, mi fai una base tipo Forrest Gump? Non è un caso che io stasera... Non è un caso, volevo ringraziare un grande papà che poi si chiama Mario e la Gianfabi Production, Mario Fundarotto, che insomma in questi anni ho seguito, ho supportato per questa rinascita che ha avuto la Gianfabi con Mario Fundarotto, che qua stasera insieme anche a sua moglie, che ha creduto molto in te, e questa sera il parterre che c'ho qua è di gente comunque che ti vuole bene, perché Marina, Domenico, Eliana, gente che ti ha supportato, perché poi la cosa importante è partire dalla Sicilia, e chi meglio di loro, di noi, mi ci metto pure io, è stato in questi anni importante a All Together Now, sempre, mi sto emozionando parecchio, Parto con Eliana fino a Marina. Eliana, perché hai supportato Daria in questi anni? Ma io mi sto veramente emozionando, cioè questa cosa io non mi aspettavo, quando mi hanno detto sarai ospite da Vincenzo Canzone, io pensavo a tutt'altra cosa, ma questa cosa invece così, ci deve questa essere. invasione di amore Noi dobbiamo proprio... cominciare, penso che i colleghi siano d'accordo, dobbiamo partire proprio da qua e continuare la ripartenza a supporto di artisti come te, che prima della pandemia, tu tra l'altro hai vinto il meglio di All Together Now, deve ricominciare da qua, a supporto noi che facciamo comunicazione di artisti come te, Eliana. Allora, io ho questa immagine, ora non ricordo neanche una delle 1000 volte in cui in giro per la Sicilia si è esibita Daria, ora non mi ricordo neanche quale fosse il paese di preciso quella volta, però mi ricordo che fra tanti nomi arriva Daria Biancardi con il suo concerto, credo fosse il tributo ad Aretha Franklin in quell'occasione. Ricordo. E c'erano queste persone che prima della serata, mentre facevamo le prove, ricordo anche queste vecchine lì, ma stasera cu canta, no? Queste informazioni che si chiedevano lì, cioè, Daria Biancardi, non era neanche il momento di All Together Now, era prima, era passato forse un po' di tempo da The Voice, quindi non tutti per forza sapevano chi fosse Daria. C'era questa incertezza.
inizia a cantare Daria e ti dico anche che il pubblico che era presente lì quella sera non è che fosse proprio di quello che magari abituato a quel tipo di musica lì. Ora, che avessero 5 anni e fossero i bambini lì in prima fila abituati a far casino e correre e scorazzare da una parte all'altra, che fosse la signora affacciata dalle persiane di casa sua, erano tutti quanti impazziti che quando è iniziato a scappare il primo applauso provavano con la foga di ricalcare quella sua potenza vocale. E gli ho detto, questa donna ha un dono pazzesco di arrivare a chiunque, questa voce lì, questa grande energia che emana, travolge chiunque, anche chi non è educato, preparato, chi non sa già con chi ha a che fare, con chi avrà a che fare. Sai, prima abbiamo visto Stash The Colors insieme a Domenico che ha intervistato i grandi artisti della musica italiana, però quando doveva chiamare e intervistare Daria, che tu hai supportato sin dall'inizio, e lo riconosco stasera, è una serata un po' da... si dice encomio, una marcord, ma ci sta, perché io chiudo un cerchio stasera proprio nei confronti di Daria. Anche tu sei stato a spalleggiare, insomma, Daria quando ancora non aveva vinto nulla. Ah, guarda, io credo che Daria non abbia bisogno di essere spalleggiata. Quello che io ho all'inizio apprezzato di Daria è intanto un dono, come giustamente l'ha definita Eliana, ha questa voce madre natura che il buon Dio le ha donato e ha la consapevolezza di averlo, però io penso che lei debba, e che adesso credo sia proprio lo status attuale, abbia realmente preso consapevolezza che non deve dimostrare nulla a nessuno. E io ricordo all'inizio, quando invitavo Daria in radio i primi anni, insomma lei era veramente molto meno conosciuta di adesso, e ha avuto finalmente, insomma, si è autosdoganata. Era ancora con i Soul Caravan, era un periodo lontano nel tempo. Ho avuto delle band con dei nomi veramente imbarazzanti, cioè, non voglio fare qui la lista dei ricordi. Però ti colpiva subito, aveva questa voce che ti spettina. Detto da me, già tanto. E però io invito gli ascoltatori a fare una piccola ricerca su YouTube, l'ho detto anche forse un'altra volta. Troveranno un video di una ospitata a Radio Time di Daria. Sì. E prima della diretta ci siamo ritrovati in ufficio, così, in segreteria a scherzare, e si faceva un po' di musica live così, da Caciaroni un po', no? E lei c'è la registrazione pubblica, era seduta come adesso, braccia conserte, quindi esattamente la postura più errata per una cantante, senza diaframma e senza nulla. Lei cantò in quell'occasione giocando una versione di I Think di Aretha Franklin da brividi, e lì capisci che qualsiasi sovrastruttura poi tu metta, quando poi c'è la sostanza, è vero, è inutile, è un orpello, capito? Che dici? Come ti aggancia Domenico? Mi aggancio proprio da Soul Caravan. Perché, ti dico subito, assolutamente da fan, io ancora non avevo avuto la possibilità di intervistarti. Dico la possibilità perché per me a volte non conta l'arrivare appunto, sicuramente programmi blasonati come The Voice, appunto vincere il meglio di All Together Now, ok? Però quando una persona ti arriva come arrivi tu, perché quello è proprio un toccare le corde dell'anima, e allora lei già sei famosa. Perché se già tocchi le corde dell'anima, anche di una sola persona, già quello è tanto, secondo me. Se tu hai la sintesi... Io ho visto proprio no, neanche io, la sintesi, se lei è prolissa e sono prolissa al quadrato, come lo minimo, so, ti conosco cara, ecco. Ti conosco cara. E allora proprio da un concerto di Soul Caravan, devo dire, a quel punto io l'ho seguita in tantissimi concerti, anche ricordo nel 2019, un tuo concerto, una performance bellissima al Teatro di Verdura. Aspetta, non mi svelare, perché ho una clip. Però voglio dire, aspetta, voglio dire un'altra cosa. Dilla. A me quello che ha colpito di Daria, quando poi ho iniziato a leggere comunque la sua storia, e il fatto che tu lavorassi anche come, fossi volontaria per la Croce Rossa. E allora noi lo dobbiamo dire, una persona ha una grande arte, un grande dono, come ha detto giustamente Eliana, e una grande anima, quindi tutte queste cose insieme si fondono
fanno di lei Da regista un'artista. adesso, da regista che devo fare? Taglia, ma Da di regista stretta taglia, siamo lunghi. Ti è piaciuta? Questa è la sintesi un po' di tanti anni Sono insieme. senza Che parole, sono ma senza eri qua parole, stasera, è veramente lo incredibile. sapevi, insomma, non l'avevo detto a nessuno. Amico, dammi la base di amico. Mi sembra una cosa. Allora, lo volevo qua, però non ci siamo riusciti per motivi X lavorativi, perché ho grande affetto nei confronti di questo attore comico, cabarettista, una persona di grande cuore. Ho detto l'ultima puntata, io vi devo collegare con lui, che adesso è impegnato ai fornelli, che ha un programma su Antenna Sicilia dedicato alla cucina. Chi sarà? E a Sicilia è Carlo Canebba, amore! Ciao! Dove sta? Carluccio! Aspetta, Carluccio, ti sento piano. Mi senti? Adesso ti sento, caro. E allora, come stai? Tutti, buonasera a tutti e viva la radio! Carlo, se non sbaglio, tu hai fatto un po' di radio ultimamente, eh? No, l'ho fatta per tanti anni e devo dire che è una delle cose più belle, uno dei ricordi più belli, perché fare radio è una cosa meravigliosa. Beato chi lo fa da una vita. Un signore quando aveva 40 anni, che fa 40 anni Il signore sarei io. Ma scusa, quasi. Canebba hai avuto modo di Ma dillo, perché all'asilo che frequentava facevano già le prove di radio, spieghiamolo. Senti Canebba, tu hai visto il parterre di stasera, che sono tutte le voci più belle della radiofonia siciliana, con Daria Biancardi. Che dici sto parterre stasera? Si è frizzato pure Canebba, non è mai capitato sto frizze. Amico, allora recuperiamo naturalmente Carlo Canebba. Stasera non è mai capitato che ci sono tutti questi freeze che qualcuno chiama in altro modo. Ai tempi, ma io sono giovane. no, tu al posto di freeze li chiamavi. Me l'ho detto prima nella chiacchierata. No, mi hai detto prima del non me lo ricordo. allo Iastrillo. Ah, sì, no, 1, 2, 3. 1, 2, 3 stella. Sì, è una cosa che facevo in discoteca tanti anni fa. Una cosa che facevi. Che sembra un ossimoro farlo in Hai discoteca. detto discoteca? Era molto divertente, sì. Tra l'altro possiamo dirlo che a breve, tra qualche settimana, riapriranno le discoteche. Mi sono sentito Per col consumare comitato. al bar e ascoltare musica. Sì. No, ma anche per ballare a quanto pare. Speriamo. Sì, si ballerà, mi dicono che si ballerà. Canebba c'è? Sempre sul posto. C'è Sonia, vogliamo leggere, voglio sentire alcuni messaggi dei nostri ascoltatori, telespettatori, insomma. Sonia, ci sei? Sì, io sì, non mi frizzo, tranquillo. Allora, innanzitutto, tantissimi commenti in merito alla radio, quindi viva la radio palermitana, siciliana e tutta. E poi complimenti a Cassandro Vergato, garanzia assoluta di comicità. Tantissimi complimenti a Daria Biancardi. Scrivono anche: grande Domenico Cannizzaro, viva la radio fatta con amore e per amore. E grazie anche a Marina Mistretta, che ci ha permesso di conoscere da vicino artisti di fama internazionale. Hai capito? Quindi un omaggio naturalmente ai nostri conduttori radiofonici. Abbiamo recuperato Carlo Canebba. Non c'è Carlo Canebba, ma che succede? Ma come mai non c'è Carlo Canebba? Che devo fare? Secondo me sta arrivando qui a piedi, ha visto la situazione e ha detto vado direttamente. Insomma, che ore sono? Fammi vedere un po' l'orario. Vabbè, sono le 10:15, quindi aspetto un attimo. Mi seguite? Perché devo agganciare, sgancia e aggancia da Grasso Occhiali, per favore. Vado qui perché ci sono questi. Ah, mi segui? Ecco qua. Questi sono occhiali meravigliosi che tra l'altro, ecco, per fare un omaggio a Grasso Occhiali. Tu già ce li hai, vado da Eliana Chiavetta, Cannizzaro evito per... ma questa è discriminazione. Però posso dire, certo, scusami, assolutamente sì. Vorrei che li provasse anche Domenico. Sto diventando c'è sta cosa... Io li voglio provare, Domenico Cannizzaro. Tu li vuoi provare, certo. Biancardi? Evitiamo a Cannizzaro. Di... Ecco qua, vada, ecco qua. Ecco, grazie ma io mantenevo la catenina. Con la catenina Cannizzaro ha evitato il peggio. Eccoli qua, Guarda, sono mi piace bellissimi. la catenina della Mistretta. Siete fighissimi, Esatto, siete fantastico, fighissimi, fighissimo, Potete mantenerle perché così fa molto TV. Allora, se non abbiamo Canebba, andiamo con E-Campus, seconda esibizione di Daria Biancardi e Osvaldo. Che fai? Stavamo Che cambiando, fai? Come seconda stavamo esibizione che scambiando i hai? vocali.
Noi, vabbè, io volevo anche che parlasse Osvaldo, perché Osvaldo noi è parlante, certo, sì. Osvaldo è parlante, diciamo, non è che è solo ai miei servizi che Osvaldo suona questo, suona quello, non è proprio così. No, noi stiamo avendo un progetto che stiamo portando in giro ed è un po' la ripresa, visto che stiamo un po' rinascendo tutti, noi stiamo ritornando alle nostre origini, quindi il progetto si chiama Roots, quindi radici, e quindi noi facciamo del buon vecchio blues e soul, di quelli che diciamo Quindi la ci piacciono a seconda, noi, è estrapolata da questo progetto? Esattamente. Osvaldo Parli. Osvaldo Parli. Dicono che ti... Sono contento di stare vicino a Daria in questo ennesimo progetto che stiamo condividendo, perché come diceva lei ci sta portando un po' alle radici che tanto sono care a entrambi, e mi riallaccio anche al discorso della radio, all'importanza della radio, perché i dischi blues e rock su cui mi sono formato erano la collezione, sono ancora la collezione di mio padre, che ha fatto per tanti anni radio, e tutti i miei dischi sì, ancora hanno il numero di catalogo, proprio perché erano nell'archivio di Radio Agrigento Centrale. Radio Agrigento Centrale. Che è stata la prima emittente privata, prima radio libera ad Agrigento, per cui parliamo di ormai di 44 anni fa. Tra l'altro... Guarda chi c'è, Vince, eccolo. Calenda! Bentornato! Ma che succede? Mamma mia! Ma dove? Non vi ho visto più! Noi ti abbiamo visto più, ma dove sei andato a finire? Ma eri che preparavi i piatti, perché tu ormai ti vediamo quotidianamente impegnato su Antenna Sicilia con Casa Canebba, o sbaglio? Vita da single. Vita da single. Senti, stai avendo un successo con questo appuntamento? Spero che Antenna se ne accorga di questo. No dai, ma non siate. Se ne accorgono più. Uno deve funzionare per andare bene le cose. Se tu funzioni, ti chiudono. Canebba. Comunque stavo facendo i complimenti alla ragazza, la cantante di All Together, The Voice, poco fa. Dicevo che Palermo a voci femminili vedo che funziona benissimo da Giuni Russo in poi. E speriamo che il comune di Palermo si decida a dargli il parchetto della musica a Giuni Russo, perché io penso che sia doveroso. Alghero, oppure? Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. Oppure c'è l'altro, il tormentone, quello che ogni estate, appena arriva l'estate, Canebba, che cosa cantiamo? Un'estate al mare, voglia di mare, fare il bagno al largo per vedere da lontano gli ombrelloni, stop. Un'estate al mare, possiamo fare il concerto? Estate, poi alza, grande Giuni Russo, ha fatto bene. Di Battiato. Battiato, ma come stasera è una serata d'applausi, Battiato, Giuni Russo. Canebba, allora cosa si... Giuni Russo, io sono stato molto amico di Giuni, ma molto amico, come sono ancora amico di Maria Antonietta. E tutte le volte che Giuni veniva, io la andavo a prendere all'aeroporto e la portavo da Ciccio, che sarebbe Franco. E tutte le volte mi fermavo a pranzo da Franco Battiato. E lo racconto sempre. Franco, oltre ad essere un intellettuale, era anche un pettegolo. Ah, sì? Era un curiosone, voleva chi tu qui è, chi tu come è combinato, chi tu come è combinato. Era un ciucciere numero uno, nel senso buono della parola. E poi ho un ricordo meraviglioso di Franco, perché ci sono andato un sacco di volte a casa sua ed era sempre carino e gentile. A Melilli? Nella villa di Melilli? Milo.
Perché ho detto Melilli? Melilli è un comune Esiste, sì. che esiste, Provincia di però Milano. la villa di Milo che insomma dove fino alla fine, fino alle ultime ore il maestro Battiato. Melilli è famosa per il petrolio. È vero. No, invece Milo di pietra dove c'è stata questa, insomma, questa anche successione di tante persone che amavano Franco Battiato fino alla fine, però è stata in forma privata e noi abbiamo rispettato e noi continueremo a seguire e ascoltare la musica di Franco Battiato. Carlo, che c'è? Volevi dire qualcosa a tal proposito? Lì hanno un po' sbagliato, è giusto che loro facessero una cosa privata, però potevano portarlo anche al comune di Milo un giorno, perché quei personaggi come Battiato devono tutto al pubblico e il pubblico è stato importante per loro. Come lo è forma stato privata capiamo anche che Battiato avrebbe voluto così, Carlo, lo sai, io ho seguito questa... No? Va bene. Comunque, Carlo, senti, ti ho visto comunque in forma televisivamente parlando, so che non vedi l'ora di vedere anche un po' la gente in viso, quindi nelle piazze. Come sarà l'estate di Carlo Canebba? Allora, io sono in giro con uno spettacolo che si chiama Sicilianissimo, accompagnato da un chitarrista e un fisarmonicista. E la mia caratteristica è la signora Cirrone, e faccio tutti i miei brani in siciliano, tutti quelli che ho fatto io in dialetto siciliano, e poi c'ho un progetto che spero vada in porto perché lo stiamo scrivendo, ed è un monologo che porterò in teatro quest'inverno sulla morte dei due ragazzi a Giarre negli anni '80. Un progetto molto impegnativo e importante, insomma, sul ricordo di questi due ragazzi. Comunque, fra 10 giorni mi esce un singolo. Qual è sto singolo? Qual è sto singolo? Il brano si chiama Adoro. E come i tuoi? È solito... 3 parole che si usano ultimamente, soprattutto nel mondo gay: top, favola, adoro. E sono 3 parole che noi possiamo anche rivolgere a Carlo Canebba, tutte e 3. Adoro, certo, top. Qual è? Favola. Favola tutte e 3 vanno benissimo per descrivere. Senti, Canebba. Anche noi, anche Liana Gavetta dice, insomma, te li rivolgiamo a te perché sei uno che riempie il cuore, riempie le giornate, anche in pandemia, anche in questo anno, devo dire, abbiamo visto dei collegamenti sempre con casa tua, riempi il cuore dei siciliani, quindi Carlo, ti voglio bene, te lo posso dire, ti voglio bene, non vedo l'ora di lavorare con te. Io ti ringrazio, la cosa è reciproca e lo sai, io amo quello che faccio, mi diverto, ringrazio Dio perché da 40 anni, anzi ho iniziato tardi, io, come il signore, io da 40 anni che faccio... Sempre signore, non c'è un che di distanza. No, ma il signore è bellissimo, il signore mi gratifica molto. Domenico, Carlo. Domenico. No, ma preferisco il signore. Con l'S maiuscolo. Domenico. Un nome normale aveva, tra l'altro. Va bene. Allora, senti, Carlo, a questo punto cosa fai adesso? Appena chiudi con me vai a letto? Sì, domani mattina mi alzo presto perché vado a farmi un bel weekend a Pozzallo. Ecco. Ciao, felice. Grazie, amico Carlo Canebba, grazie. Allora, tra poco un'altra esibizione di Osvaldo e Daria, prima però studiate, lo dico sempre con i nostri amici dei campus, sono dei corsi importanti, bisogna non rimanere indietro, studiate! Non ti sei mai iscritto all'università? Hai interrotto gli studi universitari? Vuoi risparmiare tempo e denaro? Allora non esitare, il Consorzio Universitario Unicurs e l'Università e Campus sono la soluzione che fanno per te. Richiedi il tuo orientamento universitario in videoconferenza e comodamente da casa tua. Io resto a casa e ho tutto online. Piano personalizzato di studi e iscrizione online. Lezioni da casa in modalità e-learning con computer, tablet o smartphone. Un tutor personale sempre con me in tutte le fasi di studio. Ed esami online comodamente da casa.
Un team di esperti in videoconferenza è pronto a guidarti sul tuo orientamento universitario, offrendoti la migliore soluzione. Ci trovi a Palermo, in via Altofonte 77. Contattaci al 338 84 14 588 o inviaci un'email a rmscuolacampus@libero.it. When the sins of my father way down in my soul, and the pain of my mother will not let me go. Well, I know it can't come fire from the sky to refine the purest of kings. And even though I'd help at night, it brings me pain. Even so, and just the same, make it rain down, Lord. Make it rain, make it rain, make it rain, make it rain, make it rain. Oh, the sea needs the water for the growth of the ground, but it just keeps on getting hot, and hunger profound. Well, I know they can't count tears from the eyes, but they are made as well be in vain. Even though I know this tears come from desire, even so, and just the same, make it rain down on me, make it rain, make it rain, make it rain, make it rain, make it rain,
maestro che dice? Ha visto, fantastici, complimenti. È una serata in cui sei emozionata. Che mala serata. Non da aspettare, pesante emotivamente, però insomma bella. Rimanete qua, Ma intanto sì. prima adesso poi togliamo un po' tutto l'ambaradanna, anche il maestro della chitarra, lo Iacono, lei è un uomo affascinante. La ringrazio. Un uomo affascinante, proprio chiavetta, è bello. Che chiedi a me? Dico, L'hai già è detto donna, tu? cioè nel senso è un bell'uomo, devo dire, mi fa quel pezzo là. Grazie. Quale? Domani gioca l'Italia. Domani gioca l'Italia. Domani gioca l'Italia, Osvaldo. Hai fatto un video molto importante che ho mandato in onda, se ti ricordi in collegamento. Lo puoi fare? Su un pezzo. Pizzico. Sono un italiano però. I love New York, I love New York, I love New York. Hai sentito l'italiano, caro Anthony? Hai sentito la chitarra di Lo Iacono, il direttore, la voce di Biancardi? Anthony, ci sei o non ci sei? A me ci sono, c'è sogno, come dire. Che sogno? Dove sei? Fammi vedere dove sei, perché non te vedo stasera. Dove? Sempre in macchina, Anthony, ormai sei sempre in macchina. Dove sei, Anthony? Ma sai qual è il fatto? È che a me capita proprio che mi trovo sempre in viaggio in questi momenti, quindi due sono le cose. Dove o sei devo andato? cambiare io o dovete cambiare voi. Ma abbiamo finito, Cioè, abbiamo finito. va bene. Anthony, dove sei in questo momento? IC a New York, ovviamente una radio che ci ha sopportato. Dove sei? Attualmente sono nel Nord New Jersey, sono a 10 km da Manhattan, una giornata bellissima con il sole, sembra quasi una giornata siciliana e quindi sto per venire in Italia e io compro siciliano! Io compro siciliano! Na 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 na. Sta spreading. I live today. I wanna be a part of it. New York, New York. This vagabond shows I'm longing to stray For you, Anthony, for you. and make a brand new start of it in the New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. Come on, come through New York, New Very good, brava. Thank you. Just Allora, give a kiss to New York for me. Thank you. What a beautiful voice. Thank you so much. Thank you. You must come to New York. I'm You sorry? must come to New York and sing, okay? Well, I come used to New live York and there. sing. Anthony, I used to Yeah, live oh. there. Oh, I used to okay, live okay, there, good yes. then. I lived in Okay. Queens. Me ne vado. Well, then I come to Sicily. Sì, It's continuate better. così. I come to Sicily. Yes. Anthony, allora ascolti, c'è un programma sempre, dico, non è manco sottotitolato, quindi consentitemi. Ormai tutti parlano l'inglese, Ormai no? ho capito, però ci vogliono i sottotitoli. Senti, Anthony, sì, io parlo in inglese maccherone. Vuoi sentire un po' di inglese siciliano? Perché c'è anche quello, c'è anche quella lingua, sai? Certo, Qui si parla molto l'inglese siciliano. Senti, ma che macchina hai? Perché è una macchina di lusso, Anthony? Quando dici tu, una macchina, fa vedere sempre il tettuccio, vuol dire che sarà... È una MB. Vabbè, sarà una macchina di 100.000 euro, sicuro. Vabbè, ti saluto l'agenzia delle entrate. Anthony, allora, ascolta. Senti, Anthony, verremo quanto prima, ovviamente, tu me l'hai promesso.
se noi di Io Compro non veniamo a New York ci rimango male, a New Jersey, mettici dove vuoi. A New Jersey, a Brooklyn. A Brooklyn. Quindi, a Brooklyn. Sarebbe bello, una prima puntata del 2021 ottobre, insomma, sarebbe bello, ci ospiti? Yes. Insomma, dai, diciamo venite, poi vediamo, vabbè. Comunque io mi impegnerò e se dovete venire sarebbe il periodo bello, quello del Columbus Day, ok? Il Columbus Day è un periodo eccezionale. Yes, okay. I've been there, yes. I've been there right at Columbus Day. Thank you. It's money, sono money, però ci vogliono money, perché senza money... Allora non devi fare altro, devi solo seguire lei, basta, è già fatto, capito? Va bene, tu però, siccome stiamo parlando di business, tu devi mettere i money. Se tu metti i money, noi ci capartiamo tutti, che siamo, a miscetta, piglio di regista, Domenico Cannizzaro, l'uomo di 40 anni, porto pure dogo, signore di 40 anni, porto pure dogo, Chiavetta non c'è problema, Chiavetta basta che fa con la coscia all'Italia, la fa partire a volo, è vero? All'Italia appena signore. Benissimo, però io ti voglio dire che comunque io sto per venire in Sicilia, quindi appena arrivo in Sicilia ne parliamo. Ma dove vai a posare le tue natiche? Dove vai? Allora andrò a Cireale, Stazzo, e poi vado a Punta Secca, Ragusa. Punta Secca, dove da Montalbano. Senti, ma ti ospitano o hai casa di proprietà? No, mi ospitano, quindi. La proprietà io abito in Costiera Amalfitana, quindi se vieni lì ti posso ospitare. Va bene, devo dire, i controlli incrociati li conosci in Italia? Va bene. Anthony, ti voglio bene, lo sai. Ciao Sicilia. Ti voglio bene, ci vediamo amico. Grazie mille. Grazie Emanuele siciliano. Ciao, grazie. I love New York, facciamo accomodare i nostri ospiti. I love you perché devo far salire il patrono si prepara dietro le quinte, abbiamo l'ultimo spot, se non sbaglio proprio piccolo, grande Anthony. Io compro siciliano, comprate siciliano perché è veramente importante, trovate di tutto, trovate dalla confettura alla pasta, tutto siciliano. Come fare? www. Prego regia, vada, che io nel frattempo aiuto qua, vado. Eccoci qua, quindi www.iocomprosiciliano.com. Mi raccomando, Sonia, dov'è Marzia? Dov'è Marzia? Marzia, dov'è Marzia? Adesso Marzia? la facciamo arrivare, nel frattempo ti leggo un messaggio bellissimo che ci è arrivato. Ecco, è arrivata Marzia nel frattempo. Ci dicono Marzia, finalmente la redazione, quella che chiama a tutti, rompe le gambasisi a tutte. Grazie Marzia. Tutte le foto, le cose, grazie. Marzia, ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene. Mamma che bella che sei, devo dire, dal vivo sei ancora più bella che al telefono. Grazie mille. Chi è che ci scrive, Sonia? Allora, ne approfitto, visto che c'è Marzia qui, scrivono grazie per aver accompagnato i nostri giovedì sera, quindi questo complimento lo stendo anche a te, Vincenzo. Sarà mia madre. Grazie Sonia, grazie Marzia, ti voglio bene, grazie. Amico, senza di lui e senza Giorgiani non potevo fare nulla, sono i produttori di Io Compro Siciliano, coloro che hanno ambientato il tutto. Stasera non potevo non concludere con loro, coloro che ti pagano, quindi fai la base per bene. Davide Morici! È l'ultima. Allora, quando mi hai chiamato, il microfono per morire sta arrivando, eccolo qua. Quando mi hai chiamato, quando ci siamo incontrati la prima volta, ho detto chissà che vuole fare, sapevo già di voi, di Io Compro Siciliano. È facile fare. No, non è vero, però francamente Siciliano l'abbiamo cominciata insieme da casa, a distanza, poi abbiamo voluto qui venire con Sara e Marco e farla dal mob, è stata un'esperienza che non dimenticherò mai. Qualsiasi cosa accadrà in futuro, sappi che non mi dimenticherò mai. È vero. In futuro ci sarà altro, quindi... Però questa è realmente money, important of business, capito? Allora... Ma c'è Giorgiani, non lo sapevo, Giorgiani! È lui quello serio, che veramente i bonifici è lui che li fa partire serio. Quindi volevo salutarlo, grazie mille. Ciao a tutti. Senza di te io Cioè voglio dire, guarda dov'è, dove sei?
sei? Dove sei, Giorgiani? Mi trovo a Varese, al Grand Hotel di Varese, sono qui Grand Hotel di Varese. per fare delle... Ma Giorgiani, tu capisci, tu sai italiano, sai che ci sono incroci, tutti controllano i conti correnti. Tu hai fatto cashback? Tu hai fatto cashback? Assolutamente. Tu hai fatto no, mi dispiace, non lo faccio. Ma meno male, perché se no, capito? Allora Giorgiani, finisce questa esperienza di Sicily on Air, tu che ci hai seguito da Milazzo, dove saremo? Prossimamente, spero, dai. Stiamo organizzando un po' un tour in giro per la Sicilia. No, ma non mi dici manco Milazzo, la data di Milazzo. No, ti dico che ci saranno 2 eventi in provincia di Messina sicuro, però non ti dico i luoghi. Va bene. A me piace farli uscire, diciamo, tutti insieme, e comunque contento di impatto. Vabbè, senti, comunque grazie, io ti ringrazio perché comunque a nome di tutta la squadra, a nome mio, ti ringrazio per la fiducia che ci hai dato. Insomma, siete stati grandi. Che pensi? Sicily on Air ti è piaciuta, tu che sei il padrone? Bellissimo, no? Abbiamo fatto un salto di qualità, ne dovremmo fare altri molto più in alto. Spero già dalla stagione prossima, abbiamo in mente tante cose molto belle, ma non diciamo niente prima del tempo. Morici che dice? Allora, devo dire, come ho pubblicato, il vero leader poi di questo progetto è la squadra. Cos'è? È la squadra, è il team, e realmente io ringrazio tutti. Ti svelo che sono qui anche per uno dei progetti che sarà prossimo di Io Compro Siciliano. Vi ho visto alle Isole Eolie in settimana. Anche. È vero che eravate alle Eolie? Sì, eravamo alle Eolie. Vabbè, non dite, non vi sbilanciate mai. No, quando le cose sono ufficiali si mia, spiace. Di sicuro qualcosa di certo, questo sì. In questo momento sono tutte cose in progress e quindi preferiamo dirle quando si possono realizzare. Già è un sogno che si sta realizzando, perché dar voce a tutte le eccellenze siciliane è veramente un sogno. Spero con tutto il cuore, veramente, noi facciamo veramente tutto col cuore, con 1000 difficoltà, 1000 problemi da superare. La Sicilia non è facile, fare imprenditoria, fare squadra stesso è difficile, e quindi sai è bello, però quando lo fai col cuore comunque una meta la raggiungi sempre, questo è veramente bello. Grazie Giuseppe, grazie. Io un ringraziamento lo voglio fare a te, perché poi questo format, che è diventato anche un po' trainante per il progetto, che noi lo diciamo, ormai facciamo produzione da tanti punti di vista, devo dire che non si sarebbe mai potuto realizzare senza un one man show come Vincenzo Canzone. Applauso. Grazie. Ma di più, Vincenzo Canzone è professionista, è molto Vincenzo Canzone uomo, perché questo fa la differenza, signore, ed è la forza. Quarantenne. Quanti anni hai tu? No, io ho quasi 39. Ma comunque lui guarda che alla fine è la stessa età. No, di radio. Leggermente. Guarda, benissimo, quindi. No, beh, intanto grazie Davide. Il lavoro dietro le quinte è stato molto importante, perché voi vedete il giovedì sera, però dietro le quinte c'è chiamare tutti quanti. Ringraziamo tutti. Tutti gli ospiti che sono passati veramente. Insomma, ringraziamo anche le forze dell'ordine, perché noi abbiamo avuto. Come no? Abbiamo avuto. È stato l'inizio di Sicily on Air, dove ci avevamo è stata 9-15. Forse ci sarà una festa, invece non era una festa, era assolutamente produzione, quindi bellissimo, e ha dato il là a un Summer Tour. Non vogliamo dire ovviamente, come abbiamo detto, le date, ma il progetto Io Compro Siciliano. Il progetto Io Compro Siciliano vince perché è una squadra, e perché poi alla fine, come dico sempre, io mi diverto perché è creativo, e quando la mente può creare per la propria terra sicuramente è stimolante. Poi vedremo. Tutto il resto siamo qua. Grazie naturalmente ai miei fondatori e quei produttori, naturalmente. Grazie Morici e Giorgiani, grazie. Guarda, Sicily on Air, perché realmente il giovedì era un riempimento di serata fantastico, veramente, dove sono passati veramente artisti veramente eccezionali, veramente splendidi, tutta la squadra è splendida. Tu sei stato veramente grande, hai condotto in modo esemplare, e penso che comunque di carriera ne farai tanta. Grazie.
Grazie. È l'ultima sicuro. Giovedì prossimo c'è il meglio di tutte le puntate, le 14 puntate che monterà Peppe Scozzola. Grazie mille Davide, ci prepariamo per il brindisi finale dietro le quinte naturalmente. Assolutamente. Grazie mille. Voglio cantare anche la canzone. Adesso? Stammi vicino. Dopo, poi la facciamo dopo. Uscendo mi deve accompagnare il maestro. Allora, Davide Morici. Stammi vicino. Grazie Davide, ci vediamo dopo. Manu. Allora. Grazie Giorgianni, grazie mille, buonanotte, grazie mille. Io prima di chiudere, siccome c'era Doc qua, siccome quando menziono Time non posso non ricordarlo, sarebbe stato molto felice di vedere questa puntata e di sapere che tu eri qua, ne sono convintissimo. Lello Sanfilippo, che è un grande editore che ci manca. Guarda, se mi consenti 20 secondi proprio nel ricordo di Lello. Lello ha creato Radio Time di fatto, l'ha portata avanti per tanti anni, l'ha credo fatto diventare una realtà importante, ha coltivato tanti sogni, il mio per primo. Io sognavo di fare la radio e avrei probabilmente pagato di tasca mia per poter fare la radio e poi a un certo punto questo sogno si è tramutato in realtà. Credo in una realtà straordinaria come Time. E poi ha coltivato un altro sogno che è quello della visual radio, che ha soltanto visto nascere e che non sta vedendo crescere, forse il rimpianto maggiore, però a lui va la gratitudine, credo, non solo di tutta la squadra di Time, tutta la famiglia di Time, perché quello è. Credo che Eliana che c'è stata, Marina che c'è stata, possono testimoniarlo e anche gli ospiti che spesso vengono. Sì. E credo che sia, come dici tu, in questo momento possa essere orgoglioso di quello che ha creato e di quello che è rimasto e che sta continuando nel suo segno e continuando a coltivare il suo sogno, che è il sogno di noi. Non è stato facile, non è facile fare questo lavoro. Io volevo ringraziare chi mi dà fiducia, il maestro Vincenzo Biondo, che è stato mio validissimo collaboratore. Grazie Vincenzo per aver collaborato con me. Spero di incontrarti in estate, comunque nella prossima stagione, te lo dico seriamente. Ringrazio Sonia, Marzia, Paolo, Gatto, insomma, che era nella prima stagione. E poi Sara e Marco, che sono la famiglia del Mob, grazie. È stata arrivare qua il giovedì era una bella sensazione anche in zona rossa, sai, l'ansia e tutto quanto. Qua si viveva in una bolla e lo abbiamo fatto. Peppe Scozzola, Angela, che ha avuto dei momenti, c'è stato il mancamento tuo che è stato ripreso da molti come uno dei momenti cult, quando sei caduta giù, però sta molto bene, e quindi saluto anche insomma, la regia, Vittorio che non c'è stasera e ci ha seguito sempre. E quindi saluto Davide, saluto chi mi dà sempre supporto, la mia famiglia che mi aspetta a casa sempre e mi sostiene anche. Comunque insomma cerchiamo sempre di fare il meglio che possiamo. Io mi sono trovato benissimo, vi ringrazio, saluto anche come dire, l'aspetto pubblicitario dall'inizio, grazie veramente al settore pubblicitario. Grazie di cuore, la Gianfabi che ho ringraziato, abbiamo fatto tardi, abbiamo sforato, però insomma nell'ultima puntata ci può stare. Seguiteli in tour, saranno insieme Osvaldo Lo Iacono e Daria Biancardi, grazie. Quando sei domani mattina? Sei domani a mezzogiorno? Dopodomani? Comunque Cristina Ruffino. Domani mi sa che c'è Cristina. Domani credo c'è Cristina, però una delle donne che comunque rivedremo sicuramente se ci sarà appunto delle tappe del tour è Eliana Chiavetta, volto di Io Compro Siciliano. RGS, Radio Giornale di Sicilia, speciale weekend con Gotan, prossimo fine settimana, ma ogni giorno dalle 2 alle 6 del pomeriggio, Marina Mistretta. Grazie Marina. Ogni giorno dalle 17 alle 19 su Radio Time, Top City Radio e Visual Radio, Domenico Cannizzaro con Top Time. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, prossima settimana, a parte vedere, poi prossima settimana ci sarà il meglio di, qualora lo vogliate, seguiteci sempre e chissà, Sisi On Air tornerà con la seconda edizione. Da Vincenzo Canzone è tutto, buona estate, ci vediamo in giro, vi voglio bene, grazie. Buonanotte a tutti, grazie. Anche quelle notti in cui voglio morire.
stammi vicino, vicino.